la scuola, e cosa dice sulla scuola il professor Barbero? La scuola è stata aggredita prima dalla nuova cultura della pianificazione, dell'offerta formativa, delle sigle ridicole, della burocrazia kafkiana, della perdita di tempo istituzionalizzata. L'università sta subendo questa stessa aggressione solo adesso, senza peraltro aver imparato niente da quello che è successo alla scuola italiana. Ma all'università c'è comunque una maggiore autonomia del docente, che se ha già fatto carriera o se rinuncia a farla, può tentare di difendersi meglio dall'immensa mole di perdite di tempo e frustrazioni che schiaccia gli insegnanti. Dopodiché c'è un'accusa sul fatto che la sinistra si è fatta mettere sotto dalla destra, e di qui tutta una serie di idee sbagliate sul fatto che la formazione debba internalizzare le funzioni, l'alternanza scuola-lavoro e così via, eccetera, eccetera. Tutte cose che riguardano quello che viene dopo. Non si tratta di non orientare gli studi ma l'idea, nel mentre si devasta da una parte la scuola e l'università, di introdurre dentro con incertezze, senza capire, lasciando all'autonomia, perché poi anche la politica esita, ma intervenendo con ulteriore confusione, rende alla fine la professione dell'insegnante universitario e della scuola prima una delle esperienze più frustranti dal punto di vista economico, sociale, incertezza dei modelli e il fatto che si passa il tempo a passare carte più che a fare quello che si deve. Ho un po' sintetizzato troppo, professor Barbero, ma ho tradito quello che ha detto? No, mi piaceva di più quando citava fra virgolette, ma nel complesso anche quello che ha detto dopo andava bene. Allora, perché? Perché succede tutto questo? Succede tutto questo perché una delle grandi forze del mondo moderno, cioè la burocrazia, è anche diventato uno dei potenziali nemici della nostra società. La burocrazia, come dire, aumenta il suo potere se aumentano i regolamenti, se aumentano le procedure codificate, le cose di cui rendere conto per iscritto, le pianificazioni scritte di quello che si farà l'anno prossimo. E nella cultura di oggi la forza della burocrazia che impone queste cose è una evidente, come dire, minaccia alla produttività, fra l'altro, anche per citare un altro dei totem del nostro tempo. E invece la parte che riguarda la sinistra, la destra, l'alternanza scuola-lavoro, nella sua esperienza personale in questi anni, lei proprio non è freschissimo, lei è giovane, ma in realtà non è proprio freschissimo l'esperienza universitaria. Lo so, in Italia lo sa che non si sbagliamo i conti anche non su questo. Mai, no? Esatto. Allora, il problema è come l'ha vista affermarsi questa specie di incerta nuova egemonia di confusione organizzativa? Ma io direi che il discorso è in realtà legato al tema mondiale della lotta di classe che, come è noto, c'è stata ed è stata vinta dai ricchi. E questo significa che la scuola non è più vista come un mezzo con cui si realizza l'eguaglianza, con cui anche il figlio dell'operaio può diventare chirurgo o avvocato. Lo scopo della scuola è di produrre sostanzialmente degli esecutori per un sistema economico che non ha lo scopo appunto di promuovere eguaglianza, ridistribuzione e così via, al massimo obbedienza ed efficienza, e l'alternanza scuola-lavoro rientra in questo discorso. Si tratta di dire in buona sostanza cos'è questo lusso per cui si passano tutti questi anni a studiare, a imparare a capire il mondo, a imparare a diventare critici, perché questo fa la scuola in realtà quando ci riesce, no? E questo evidentemente non piace affatto. Ora, non voglio dire che una classe dirigente di sinistra ami cittadini critici, ecco, sotto Stalin non era amata la critica. Non troppo, mi pare, no. Però è chiaro, se destra vuol dire, come dire, capitalismo senza limiti, perché quello è l'unico mondo possibile e quindi ragazzi accettate le regole e basta, allora effettivamente questa è una situazione di destra. Oh mamma mia, ma io lo sa che rimango un po' perplesso con... Lei è di una chiarezza adamantina, lo dice come nessuno osa dirlo più in Italia. Ovviamente questa roba uno come me manda in crisi nera, perché io non credo affatto che ci sia il capitalismo duro e puro, più nel mondo nemmeno. Cioè non è abbastanza duro secondo lei? No, nel senso che io ne apprezzo come sempre, lei mi lascia senza parole, perché
questa volta decide di tirare il rigore con tutta la forza e la violenza, ma la mette pure nel 7, per così dire. Carlo Alberto, insegnante della SDA Bocconi, uno dei pilastri esattamente di tutto quello che Barbero ci sta dicendo. Che impressioni ti fanno le persone del professor Barbero? Ma che ha ragione a dire che la scuola non deve formare consenso, deve formare dissenso e deve formare mente critica, ma scusate, questo è funzionale al mercato, non al capitale. Scusate se un commento da liberale, i commenti liberali fanno crescere imprenditori che mettono in crisi gli assetti delle rendite e del capitalismo, non certamente li onorano e li servono. Questo è il mandato scuola nel mondo dell'economia ed è il mandato personalmente che ritengo di dover interpretare nel mio mestiere, ma ha ragione Alessandro a dire che la burocrazia ci spinge nella direzione opposta. No, aspetta, la burocrazia siamo tutti d'accordo, qui il tema è non facciamo finta di evitare la questione. Ha vinto la destra e non vuole una scuola università critica. La sinistra rinuncia alla battaglia perché questa è la faccenda. La battaglia della sinistra non è una battaglia della critica, è una battaglia di un'altra omologazione. Mi dispiace, ma in entrambi i casi i liberali si mettono assolutamente in contrasto con queste due visioni, che sono tutte di omologazione della formazione. La prima del servo, la seconda del funzionario di partito. Mi dispiace, ma la cultura liberale propone invece il dissenso e ti devo sfidare per dirlo. Però la mia osservazione, professor Barbero, è questo. Per farla funzionare, io vengo da un quartiere operaio, la mia famiglia era molto povera, mi era Fiori Nord, ho visto nei libri che oggi non legge più nessuno l'unica via di fuga, lo ammetto perché è stato così, cioè è inutile, poi ho sbagliato io, sono andato a lavorare, non mi sono lavorato, tutti erano i miei, però quella roba l'avevo capita bene. Però quella roba lì nasceva dal fatto che io, che venivo dal niente, ricevo ogni anno la borsa di studio al liceo Alfieri perché c'avevo la media più alta della regione, cioè nel senso che all'epoca esisteva una roba che si chiamava durezza di selezione. Oggi, professor Barbero, la durezza della selezione, se io ne parlo nei termini del mio vecchio liceo Alfieri di quegli anni, in cui saltava il 15% degli iscritti nei primi 3 anni delle superiori, bang, saltava così perché venivano stangati, mi dicono che sono io un nazista. Senza quel merito l'ascensore sociale è morto o no, professor Barbero? Ma certo, ma dato che siamo in clima di rievocazione, io ho fatto nella stessa città il liceo Cavour, dove saltava il 50%. Esatto, vede? Già del biennio. E andava bene così entro certi limiti, e cioè se vogliamo qui di nuovo parlare della destra e della sinistra italiane, qui secondo me la battaglia che ha fatto la sinistra è stata sbagliata, cioè la scuola alla Don Milani, che accusa la cattiva preside di promuovere Pierino, figlio del padrone, e di bocciare il figlio dell'operaio. C'era qualcosa di vero, ma il figlio dell'operaio, se si dava da fare sul serio, poteva venirne fuori, ed era l'unico modo con cui poteva appunto uscire dalla condizione sociale della sua famiglia. Invece la sinistra ha detto no, bisogna promuovere tutti, perché altrimenti bocciano solo i poveri e per promuovere tutti bisogna che non gli facciamo fare cose troppo difficili. I borghesi per secoli hanno fatto studiare il latino ai loro figli, serviva a qualcosa, evidentemente serviva, e ancora adesso i borghesi mandano i loro figli al liceo classico a studiare il latino. Però poi invece la sinistra ha detto no, il latino all'operaio non può servire a nulla, aboliamolo, era meglio insegnare. Renato, dai, sei qui. No, una cosa volevo chiederlo, professor, dal basso di quello che non ha studiato. Allora, l'alternanza scuola-lavoro è un modo per le aziende per avere una visione esterna, perché quando arriva un ragazzo di solito cerchiamo di avere una visione esterna. Secondo me è esattamente l'opposto di quello che diceva lei prima. Cioè Renato la difende. Sentiamo Barbero che ti dice. Scuola-lavoro è semplicissimo, non importa assolutamente niente a nessuno ciò che pensano le aziende in quest'ambito. Qui stiamo parlando della scuola. Quello che conta è che cosa significa l'alternanza scuola-lavoro per la scuola. E la scuola, appunto, in qualche caso insegnanti in gamba riescono a trovare cose interessanti da fare anche con l'alternanza scuola-lavoro, sia ben chiaro, e ci sono tanti casi di questo tipo e non voglio assolutamente offendere, certo. Ma globalmente per la scuola significa ancora una volta dire alla scuola: perché non fai anche questo? Con tutte le cose che fai la mancanza di chiarezza. Io questo è il punto su cui capisco di più. Comunque secondo me il professor Barbero, io mi aspettavo una grande eco, secondo me bisognerà che continuiamo a parlare con lui, lo inviteremo anche per le cose topiche che fa sulla storia, perché sono, però la chiarezza di questo
bisturi che mette. Io nel dibattito pubblico sulla scuola università è rarissimo trovarla, quindi io la ringrazio, ma la richiamerò, professore, mi dispiace. Sono io che ringrazio voi e rimango vicino al telefono. Quindi andava al Cavour, accidentaccio. Ma in che anni, posso chiedere? Perché lei è più giovane di me. Maturità nel 77. Ma eravamo praticamente coetanei. Roba da me. Brutti anni quelli a Torino, però, mamma mia, vabbè. Comunque, non lo sapevo. Allora, noi andiamo giù alla radio, grazie al professor Barbero, e quando torniamo i numeri dell'industria discografica italiana, c'è da piangere, naturalmente, viva chi continua a farla. Intanto giù alla radio.